Buona domenica, ben ritrovato a tutto il mondo dello sport del Friuli, Venezia Giulia, BH Sunday, insieme qua per parlare dell'attualità sportiva, per fare il punto della situazione con gli ospiti prestigiosi che ci accompagnano in questo percorso ormai da parecchie domeniche. Vado per ordine, chiaramente dal nostro presidente regionale del CONI, Giorgio Brandolin. Ciao Giorgio, ben ritrovato. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ciao. Preparati, mi descrivi la tua maglia. Prima però della maglia vado a salutare Hermes Canciani, presidente del nostro comitato regionale del calcio, nonché tuo vice in giunta CONI. Hermes, settimana abbastanza pesante per voi balloneri, poi ne parleremo ovviamente, pesante nel senso piena di novità ovviamente. E poi uno degli sport che va di moda. Buon pomeriggio a tutti. Ciao caro. Poi dopo abbiamo qui con noi oggi new entry, un gradito ospite, Antonio De Benedictis, presidente della Federtennis regionale, sport che va più che mai di moda in questo periodo, il primo a riaprire realmente le porte ai suoi associati, allo sport insomma vero, quindi ci spiegherà come ha fatto, protocollo, primi in classifica, meno sicuri, Binaghi che litiga con Pietrangeli, e abbiamo di argomenti da parlare, insomma, però il tennis, sport meraviglioso. Benvenuto qui con noi, tanto buona domenica. Buon pomeriggio a tutti. Allora, presidente Brandolin, come ormai tradizione, intanto la maglia, scusa, oggi non mi porti maglia di balloneri però, hai tradito il calcio. Assolutamente, no, non è che ho tradito il calcio. Per rappresentare il mondo dello sport, qua c'è una grandissima società di vela, la società vela Oscar Kosulic Monfalcone, guidoncino nero con una croce rossa, rappresenta la maglia per il 2016, un campionato italiano di una categoria importante della vela fatta a Monfalcone. Me l'hanno regalata, l'ho vista, sono una delle poche che ho tenuto perché gran parte le ho date via quando si fanno quelle lotterie per prendere dei soldi, in particolare per un'associazione benefica di Villa Vicenza. Sì. Esatto, Canciani sa. E quindi l'ho trovata e l'ho messa perché sapevo che tu non l'avresti conosciuta, neanche Canciani. È vero, devo dirti comunque complimenti a queste grandi realtà che danno prestigio allo sport regionale, sono importantissime in realtà. Allora ci fai un po' lo stato dell'arte come sempre, come ogni domenica, presidente Brandolin, come è andata la settimana, se c'è qualche novità, se dobbiamo comunicare qualcosa al nostro mondo dello sport che ci ascolta. No, insomma, diciamo che gli sport individuali sono aperti tutti. L'unica raccomandazione che faccio, e comprese le palestre, come ben sapete, le piscine, è che coloro i quali aprono gli impianti lo facciano secondo il protocollo della propria federazione. Ci sono dei problemi laddove abbiamo palestre che sono frequentate ovviamente da più discipline, pallacanestro, pallavolo, eccetera, che ha difficoltà ovviamente, penso a Udine ma anche a Trieste, a far partire l'attività. Per il resto raccomando a tutti di usare i protocolli che le rispettive federazioni, sulle basi delle linee guida approvate ormai 10 giorni fa, 15 giorni fa, dove devono avere per poter diciamo cominciare l'attività. Mi raccomando di fare tutto ciò che è previsto nei protocolli, avvisare il proprietario dell'impianto e mandargli anche il protocollo, come ha fatto De Benedictis, come ho fatto diversi sport. Mi raccomando di fare questo proprio per il discorso della responsabilità. Tutto qua. Lo sport di quadro vedremo. Ovviamente parla di allenamenti. Per quanto riguarda invece altre cose, vedremo di avere le notizie un poco più certe relativamente a quel fondo nazionale per far ripartire lo sport. Non si capisce bene chi lo gestirà e come lo gestirà, e poi ti dirà Canciani che ha rappresentato il CONI in una videoconferenza una cosa importante: sono state emanate le linee guida per l'apertura dei centri estivi. Ve lo racconterà Canciani che mi ha rappresentato, e quindi siamo pronti anche per quello. Sì, oggi leggevo anche sui quotidiani, insomma, che c'è grande fermento, anche la Gazzetta ne parlava, in vista di queste riaperture a centri estivi che saranno pieni di vincoli ovviamente, ma che restituiscono comunque una speranza di aggregazione e di divertimento per i nostri ragazzini. Hermes, però, prima di parlare di centri estivi,
leggevo la tua dichiarazione in settimana a seguito della sospensione definitiva, della chiusura dei campionati dilettantistici. Tu hai detto decisione sofferta ma giusta, no? Ci fai anche tu un pochino un riassunto di quanto è capitato? Si aspettava con ansia questo Consiglio federale e il Consiglio federale ha dato delle risposte. Il Consiglio federale ha dato delle risposte che addirittura per alcune leghe, e mi riferisco in particolare alla Lega di Serie C, ha ribaltato quello che era stato il verdetto dell'assemblea di tutte le società che avevano chiesto la sospensione dei campionati, anzi l'interruzione. E il Consiglio federale invece ha detto che loro, essendo dei professionisti, devono giocare. Non è stato facile neanche chiedere la sospensione dei nostri campionati, prova ne sia che la decisione è stata assunta a maggioranza e non all'unanimità, con la componente dei calciatori e la componente appunto della Serie C che hanno votato contro. Ho detto che è stata una decisione sofferta, in questo logicamente faccio pandan con quello che ha detto il presidente Brandolin, perché i protocolli che ancora per quanto riguarda la federazione non sono disponibili, ma esistono le linee guida per gli sport di squadra, sono particolarmente complesse e difficili da attuare, quindi noi non siamo professionisti e avremmo fatto parecchia fatica, anzi non so come avremmo potuto fare a riprendere i nostri campionati. L'altra cosa è quello del Consiglio di Lega di venerdì, che è stato un Consiglio di Lega molto molto sofferto, nel quale purtroppo si è arrivati alla decisione che nel nostro caso è veramente penalizzante per il campionato nazionale di Serie D, dove vengono mantenute le 4 retrocessioni e una promozione, e questo perché il campionato di Serie D è interconnesso alle altre leghe, quindi dalla Serie A alla Serie D, e quindi se esistono le retrocessioni in Serie A devono esistere anche in Serie D. E qui purtroppo noi siamo penalizzati perché abbiamo 2 squadre, il San Luigi di Trieste e il Tamai, che dopo 20 e passa anni retrocede nel campionato di eccellenza. Non è ancora detta l'ultima parola, perché come nel caso della Serie C, queste decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio federale, che è previsto per il 3 di giugno. E quindi vediamo quello che succede. Il giorno 28, chiedo conferma al presidente Brandolin, ci dovrebbe essere una riunione con il ministro Spadafora, dove dovrebbero essere indicate appunto alcune linee per la ripresa dei campionati degli sport di squadra, in particolare sulla Serie C, e poi per quanto riguarda questa questione economica, questi fondi dedicati alla ripresa dell'attività sportiva. Quindi noi guardiamo con fiducia a questo incontro. Al momento però logicamente abbiamo dei campionati regionali che sono totalmente diversi rispetto ai format che erano previsti. Cioè, per assurdo, il prossimo anno il campionato di eccellenza, anziché a 16, lo dovremmo fare a 20 squadre, tanto per intenderci. E poi, scusami, termino, e poi c'è tutto il ragionamento dei settori giovanili che logicamente dovranno seguire un percorso diverso rispetto a quello che è il discorso dei dilettanti, ribadendo sempre un principio che è quello della salute e della sicurezza dei nostri ragazzi. E quindi, se è vero come è vero che i ragazzi non vanno a scuola, prima di mandarli a giocare a calcio aspettiamo un momento e vediamo quello che succede. Adesso arrivo a parlare di tennis, però Pres Brandolin, Spadafora, che Dio l'abbia in gloria, mi hai insegnato tu, no? Sì, l'ho detto in tempi non sospetti. Lo aspettiamo al VAR col 28. Che lo dimostrasse concretamente, insomma. Ma cosa vuoi che ti dica, insomma, non credo che sia lui a prendere nessuna decisione. Certo. Hanno altri che ovviamente gli faranno dire cosa deve fare. Parlo molto chiaramente. Ma per quello te lo chiedo, tu sei chiaro e la gente vuole questo, però bisogna essere preparati, bisogna sapere le cose, non si può prendere decisione leggendo i dossier soltanto, come vi ho detto in tempi non sospetti un mese fa. Tempi non sospetti. Parliamo di tennis, allora devo dire sempre, caro De Benedittis, che Brandolin a suo tempo mi disse chiama De Benedittis che loro col tennis sono avanti a tutti, no? Allora, siete stati bravi, fortunati. No, sono avanti a tutti. Mi hanno fatto arrabbiare anche. Ah sì? Mi hanno fatto anche arrabbiare. Ti ha fatto arrabbiare, però tu mi hai detto guarda che loro sono quelli già pronti col protocollo per tornare. Poi dopo ti hanno fatto arrabbiare. Però ecco, siete stati bravi, siete stati fortunati. È lo sport che forse è anche più facile da rimettere in un campo perché non c'è contatto fisico. Ci fai un pochino le carte della tua disciplina che mi dicevi prima fuori onda, sta riscuotendo in questa fase
più successo che mai. Allora, diciamo che il tennis è stato sempre considerato uno sport non di contatto, quindi diciamo è stato abbastanza semplice, ecco, riprendere con delle particolari attenzioni, quelle di interdire tutte le zone dove ci poteva essere un assembramento e soprattutto in campo usare un distributore di gel idroalcolico e un disinfettante per diciamo così, sanificare le panchine. Io credo che, diciamo così, queste 3 settimane sono state di prova. Mi sembra che in quasi tutti i circoli, ecco, sia stato recepito questi messaggi che noi come comitato regionale abbiamo sempre cercato di veicolare tramite i nostri social, attraverso i nostri siti e attraverso la nostra comunicazione interna. Quindi per adesso le cose stanno andando abbastanza bene, soprattutto anche perché ho visto che c'è stato un grande desiderio di riprendere a giocare, forse ancora più di prima. Quindi i circoli sono pieni, sono tutti attivi, sì, operativi? Sì, tutti attivi, tutte le società della nostra regione si sta giocando. Ci sono alcune che per mettersi a posto, soprattutto i centri più grandi, hanno aspettato, diciamo così, un paio di giorni, ma con mercoledì, giovedì hanno ripreso a giocare. Non avete avuto però controindicazioni per ora, perché come insegna il presidente Brandolin, uno dei grandi problemi è la responsabilità, no, di questo periodo, quindi ecco, si può anche riaprire gli impianti, poi però bisogna rispettare un protocollo severissimo. Allora, non dimentichiamo che chi apre poi anche paga. Ecco, diciamo, i circoli sono stati, diciamo, quasi tutti, anche dei controlli che sono stati fatti un po' dalla polizia municipale e un po' dalle forze dell'ordine, abbastanza, diciamo così, seri, ecco, nel recepire quelle che erano le indicazioni del comitato regionale. Ecco che sin dall'inizio ha, diciamo così, emanato il protocollo nazionale e ha cercato in tutti i modi che nei circoli, parlando con i presidenti, con i dirigenti, ecco, tramite anche telefonate, video chat o cose di questo genere, ecco, per appunto riaprire con la massima sicurezza. Dopo è chiaro che ovviamente, come succede in tutte le parti, ci possono essere delle situazioni dove, ecco, però fino ad oggi non c'è stata nessuna denuncia, nessuna situazione ecco, dove è stato certificato questo tipo di mancanze. Ecco, Presidente Brandolin, adesso Francesco aveva messo in sovraimpressione anche in regia il famoso protocollo da cui emergeva che il tennis è lo sport più sicuro, no? Eccolo qua. Il famoso studio del Politecnico di Torino che tanto clamore ha scatenato anche, soprattutto nel mondo dei pallavolisti. Però insomma è così, il tennis è uno sport sicuro. Certamente. Vi dicevo prima che io giocavo a tennis, come a me piace lo sport di contatto. Dopo la quarta, quinta partita che ho fatto, di cui ho perso magari 3 su 4, non sapevo con chi prendermela e non potevo prendermela con nessuno, e quindi ho smesso di giocare. A dimostrazione che non è uno sport veramente di contatto. No, loro sono stati bravi anche con il loro presidente, insomma, che tra l'altro è un caro amico, anche se ha idee diverse dalle mie, in anticipo, però era un po' anche facile ed è un po' ancora facile. Un disguido con Antonio abbiamo avuto su altri discorsi, su interpretazioni di ordinanza, e sempre la mia preoccupazione sulla responsabilità dei dirigenti. Devo dire, sono stati bravi, a parte qualcuno che io ho ripreso e Antonio lo sa, per il resto, insomma, adesso giocano in sicurezza con come dire, tutte le norme previste dal decreto emanato 10 giorni fa, per cui insomma adesso sta a loro comportarsi come si sono comportati in queste 3 settimane. Ma ovviamente, scusa, per dare anche delle indicazioni a tutti, no? Tu dicevi prima, quindi adesso un giocatore di pallavolo che vuole allenarsi a pallavolo deve fare riferimento, o una società di pallavolo deve fare riferimento al protocollo del volley, un baschettaro, cioè quindi ogni federazione deve munirsi del suo protocollo, certo. E quello è legge? È giusto? Sì. Io vi avevo letto l'altra domenica, certo. se ti ricordi, l'ultimo articolo delle linee guida del ministro Adriano Gloria, va bene, c'è scritto che ogni federazione, ogni società deve emanare i protocolli sulla base di queste linee guida. Tutto qua. Questo parliamo degli allenamenti. Poi ci sono i protocolli per le partite, i campionati, i tornei, che non so se Antonio ce l'ha già per il tennis. No.
Tra l'altro oggi proprio è apparso sul nostro sito il protocollo aggiornato al 22, quindi ecco, quindi è sempre in continuo aggiornamento anche per permettere sempre di più la sicurezza nei nostri tennis club. Capito? Perché loro avevano un protocollo antecedente a queste linee guida che adesso state dimostrando, e lì era un po', diciamo, la mia preoccupazione. Adesso le hanno fatte secondo quanto previsto da queste linee guida, quindi chi segue queste linee guida è a posto. Parlo dei miei dirigenti, capito? Ecco, questi perché bisogna garantire la sicurezza ovviamente di chi ci gioca, ma soprattutto anche la responsabilità dei dirigenti. Attendiamo con fiducia che ci sia la possibilità anche delle varie federazioni. Non so se il calcio Canciani, che credo insieme al rugby, insieme alla pallacanestro, sia lo sport e anche la pallavolo, insomma, più difficile da menare. Eccolo qui. Ecco, questo qua è il nuovo. Ecco. Sì. Io so che il basket, ad esempio, non ce l'ha ancora un protocollo, è in attesa. Non so nel calcio come sia, Hermes. No, neanche nel calcio. Noi, ad esempio, abbiamo un provvedimento da parte della federazione che innanzitutto proibisce tutte le manifestazioni a livello del territorio nazionale sino al giorno 14 di giugno. E quindi noi speriamo diciamo così, nel breve tempo possibile, di avere questo protocollo, queste linee guida relative al protocollo. Però siamo ancora in alto mare. Venerdì abbiamo avuto in consiglio l'intervento del professor Tranquilli, che è responsabile medico della Lega Nazionale Dilettanti, che ha praticamente ribadito tutte le preoccupazioni e tutte le perplessità inerenti a una ripresa, perché appunto il calcio, come gli altri sport, avete detto, essendo uno sport di squadra, uno sport di contatto, ha delle controindicazioni che sono decisamente importanti e difficili da attuare. Hermes, in questa situazione un po' così, dicevi tu, anche per la nostra regione magari sfortunata, anche se l'ultima parola non è stata ancora detta, ti riferivi prima al Tamai e a San Luigi, approfittiamo però per celebrare e omaggiare la Manzanese, no? Che credo avrebbe preferito vincere sul campo come tutti, ma che torna in Serie D ed è un grande successo per la società arancione. Sì, sicuramente. Fammi però prima finire il ragionamento. Prego. A proposito del discorso dei protocolli, sento da diverse parti, e in questo lancio un appello anche al presidente Brandolin, di camp, di manifestazioni, giusto, bravo, di centri estivi per i ragazzi, di scuole portieri, di tutta sta roba qua. Ragazzi, ricordatevi che queste cose non si possono fare ed esiste una responsabilità penale, oltre che civile, da parte degli organizzatori. Quindi, per favore, state attenti, verificate e soprattutto in questo momento soprassediamo a questo tipo di iniziative. Io so che i genitori stanno spingendo perché sono 3 mesi che i ragazzi stanno a casa, stanno diventando pazzi, devono tornare a lavorare, tutto quello che c'è. Però la salute e soprattutto le responsabilità sono la cosa più importante. Quindi cosa si potrà fare, Hermes? Quindi tu che hai partecipato, cosa si potrà fare? Per quanto riguarda i famosi camp di calcio, non si possono fare. Come non si possono fare attività a livelli di gruppi, si possono fare esclusivamente dei famosi centri estivi con alcune limitazioni che oggi la stampa ha dato, e cioè c'è una classificazione di età, quindi ogni tot numero di ragazzi c'è un istruttore, c'è un tutor, e chiaramente più è bassa l'età, più è ristretto il gruppo dei ragazzi, ci sono gli ingressi differenziati, non c'è la possibilità di utilizzare logicamente degli spogliatoi, bisogna rispettare le distanze di sicurezza nel caso in cui dovessero logicamente mangiare all'interno di questi camp. Un'altra cosa importante è non è autorizzato l'utilizzo degli impianti con il condizionamento, e quindi è stato chiesto all'assessore Rosolén di disporre soprattutto in alcuni impianti di queste coperture con dei teli perché i ragazzi stiano all'aperto. Cioè ci sono alcune situazioni che sono veramente difficili, e soprattutto è stato ribadito che non si possono fare diciamo così, camp o centri dove si svolgono attività di gruppo. Quindi le attività devono essere solo ed esclusivamente individuali.
Per quanto riguarda il discorso della Manzanese, è chiaro che la Manzanese aveva costruito e ha costruito il suo percorso per ottenere immediatamente il massimo dei risultati. Ha patito molto a metà campionato, è andata poi a vincere la Coppa Italia a Torviscosa in una partita epica e da lì è ricominciato il suo cammino. È logico che gli sforzi che hanno fatto, che ha fatto il presidente Fabbro e tutto il suo staff sono stati premiati. Sarebbe stato decisamente preferibile vedere come andava a finire il campionato giocandolo, però purtroppo è andata così. Salutiamo logicamente le altre che sono il Brian piuttosto che il Torviscosa, con la speranza magari, una piccola speranza, che magari ci sia la possibilità anche per loro di avere uno spazio al prossimo campionato di Serie D, perché logicamente con 36 promozioni magari anche noi ci attendiamo qualcosa in più rispetto alla Manzanese nel massimo campionato. Poi salutiamo in questo momento il Tamai e il San Luigi e vediamo quello che succede. Non hai detto l'ultima parola, comunque no, sarà una lunga estate di ripescaggi e di discussioni, anche perché poi bisogna anche affrontare. Ci sono stati preannunciati già una serie di ricorsi ai vari tribunali. Credo che il TAR del Lazio quest'anno avrà molto da fare, Presidente, su questa cosa dei ripescaggi, a partire dalla Serie C e finendo la Serie D. Ci sono realtà importanti, ma veramente molto importanti, che sono state estromesse per un punto e questi, logicamente, questi presidenti non ci stanno. E vedremo quello che succederà. Presidente Bradolini, poi torniamo a parlare di tennis. Due domande. Una, dobbiamo veramente aspettarci un super lavoro per il TAR, ma lo sport deve finire in tribunale? Seconda domanda, un commento su questo, in modo che spieghiamo, perché questo non è stato percepito bene. Hermes è stato molto chiaro su quello che si può fare quest'estate. Ormai l'estate è dietro l'angolo, è vero che la situazione va evolvendosi giorno dopo giorno, per fortuna sempre meglio, ma non credo che da qua a un mese potremo fare un camp, un centro estivo tutti insieme. Ormai è questo il protocollo definitivo? Sì, sulla prima domanda, ovviamente i valori sportivi dovrebbero non portare i nostri dirigenti a portare le carte o le beghe sportive in tribunale, ma si sa che non è così. L'augurio che io mi faccio è che il governo riesca proprio in questa situazione particolare, straordinaria che stiamo vivendo, emanare una norma proprio specifica per evitare le lungaggini poi anche di vari tribunali, così come è stato in passato, perché tante che probabilmente ne avremo di ricorsi o tanti ricorsi, potremmo anche, in particolare nel calcio, ma non solo nel calcio, ingolfare tutto quanto e bloccare tutto quanto. Quindi mi auguro anche lì è stata chiesta una norma che semplifichi, che limiti il tempo e che chiarisca in modo definitivo anche questa possibilità. Per quanto riguarda i camp e i centri estivi, ci è stato chiesto dalla Regione di dare una mano, ripeto, mercoledì c'era Canciani, la funzionaria che segue i camp da Trieste, la Manuela, proprio per approvare, che poi sono state approvate, le linee guida della Regione. Ci è stato chiesto di fare uno sforzo come società sportive, no Hermes? Sì. I centri che l'altro anno avevamo, i camp che avevamo, ovviamente quest'anno dovranno essere minimo il doppio, perché i numeri, come avete visto, insomma, per gruppi di ragazzi cominciano a essere numeri, insomma, importanti, bisogna avere tanti accompagnatori, tanti insegnanti, eccetera. E quindi ci hanno chiesto, noi che rappresentiamo il mondo del volontariato sportivo, di mettere a disposizione i nostri volontari per aiutare le famiglie e soprattutto aiutare i ragazzi a ritrovare quella socialità che in parte che l'hanno persa, insomma, in questi 2 mesi e mezzo di blocco, come ben sapete. Per cui noi siamo a disposizione, cercheremo di aiutarle. Il CONI nazionale ci ha dato qualche decina di migliaia di euro che distribuiremo a poche società per aiutarle, ovviamente, e faremo innanzitutto su quelle che già negli anni passati facevano gli educamp del CONI, e quindi daremo questo finanziamento. Ricordo a tutte le famiglie che c'è la possibilità di avere un bonus invece che del babysitter, il bonus per i centri estivi, e quindi la Regione metterà a disposizione delle risorse. Vedremo di fare un po' su tutto il territorio regionale. Devo dire la verità, Hermes lo sa, a Trieste
con la storia e la cultura dei centri estivi attraverso i ricreatori comunali, lì abbiamo già una bella struttura e abbiamo già tante nostre società coinvolte. Lo dovremmo fare anche fuori Trieste, su tutto il resto della regione, utilizzando chi già lo faceva prima e magari aiutando chi lo deve fare per aiutare la sua comunità nei vari paesi. Fermo restando che non si possono fare i camp del ballon, i camp del basket, i camp del pallone. Sono stato chiaro? Sì, chiarissimo. Voi dei frate Hermes, credo che... Anche perché i camp, Canciani lo sa, devono essere autorizzati, giusto per avere ragazzini con nulla osta da una società all'altra. Penso il camp qua a San Piero dell'Academy della Triestina, per capirsi. Deve essere tutto autorizzato anche dalla federazione, se erano ragazzi tesserati. Così per il basket, così per la pallavolo. Quindi quelli non si fanno. Si farà un po' di attività, adesso ognuno si dovrà inventare, ovviamente cercando di salvaguardare, come diceva Hermes, ovviamente la salute dei ragazzi e degli insegnanti. Però dovremmo fare uno sforzo importante da questo punto di vista, anche culturale, insomma. Dobbiamo aiutare questi ragazzi. Sicuramente anche culturale. Tanto Hermes, Alessandro Marosa, che salutiamo, è davanti a lui. Saluto Ciao, l'assessore allo sport di Lignano, Brian Lignano, ma salutiamo anche gli amici di Fagagna, perché poi facendo mente locale anche loro giocavano logicamente per vincere il campionato, quindi non me ne voglia nessuno. No, però, ma siamo in diretta, quindi è stata una settimana particolarmente difficile, certo. I dirigenti sanno l'affetto e la stima che ho nei loro confronti. Ma certo. Quindi Brian Lignano. Maroso, va a controllare la spiaggia, non vedere la televisione. io prenoto Alessandro, magari settimana voglio fare una trasmissione con lui, perché vorrei parlare con lui dell'attività di Lignano, cosa ci sarà, perché bisogna anche la gente legge il giornale, ma non sa, io ti prenoto Ale perché voglio fare con te qualcosa in modo da cercare di capire insieme che estate ci apprestiamo a vivere nella nostra, siamo a grado, abbiamo due gioielli, insomma, per vivere la nostra estate. Ecco qua, Brian Lignano. Approfitterò di Alessandro. Antonio, ma perché il tennis ha avuto questo boom? È tutto a merito di Binaghi? Binaghi è un presidente molto discusso, no? C'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Va detto che però ha trasformato l'internazionale di tennis in una sorta di grande slam bis, uno che ha grandi idee, uno molto dinamico. Io Petrucci ne ho sentito parlare bene dal mio presidente Petrucci. Poi oggi leggo che insomma, è uno che replica in maniera piccata anche un'icona, un mostro sacco come Pietrangeli, che ieri sera addirittura ho visto al TG5 lamentarsi che gli avete tolto il vitalizio. Ecco, è merito di Binaghi tutto ciò? Ma sicuramente, secondo me sì, nel senso che in questo percorso che è stato fatto ha attuato tutta una serie di riforme che hanno molto vitalizzato il nostro movimento. E anche adesso, in un clima di grande crisi, secondo me ha fatto i passi giusti, nel senso che ha voluto salvaguardare in primis le società e poi le due grandi manifestazioni, quali gli internazionali d'Italia, e non dobbiamo dimenticare anche i master cioè l'ATP Final, che verranno fatte a Torino il prossimo anno. Ecco, è chiaro che ovviamente salvaguardando queste tre situazioni ha dovuto fare dei passi anche dolorosi, quali per esempio di mettere tutti i dipendenti in cassa integrazione, di rompere tutta una serie di collaborazioni, sospendere tutta una serie di collaborazioni con alcuni tecnici o personaggi come Nicola Pietrangeli, però l'elemento importante è che le società... Sì, Antonio, scusa, spieghiamo, no? Che Binaghi, uno che va sempre per dritto, ha fatto cassa integrazione, ha sospeso emolumenti, rimborsi, cioè ha fatto qualcosa che le altre federazioni non hanno fatto. Ha sospeso tutta una serie di progetti che aveva in essere, con tutta una serie di, per esempio, i progetti tecnici, i progetti di promozione e propaganda, e ha focalizzato l'attenzione su queste tre cose: gli internazionali d'Italia, l'ATP Final di Torino e le società. Alle società abbiamo restituito, diciamo, tutte le tasse delle iscrizioni ai campionati a squadre. Poi adesso quando
si riprenderà l'attività sportiva agonistica, tutti i giovani che faranno i tornei non pagheranno né la tassa FIT né la tassa che va al club, e qui subentra anche un'attività che noi faremo come attività come comitato regionale, quello di supportare i circoli, ecco, che non ricevono la quota dai ragazzi. Quindi abbiamo già in essere tutta una serie di progetti sia per le scuole tennis, no? Dove daremo dei finanziamenti come comitato regionale sia per il numero di ragazzi e sia per l'età dei ragazzi. Poi sosterremo i nostri circoli con, diciamo così, i soldi relativi alle mancate iscrizioni dei campionati giovanili, e daremo anche dei contributi ai circoli che fanno tornei di quarta, di terza e di seconda categoria e open. Quindi, ecco, facendo questa scelta ha voluto, ecco, lasciare comunque i fondi ai comitati regionali, che li reputa molto importanti perché saranno i motori della ripartenza, e quindi noi come comitato regionale in queste 2 o 3 settimane che ci siamo riuniti in video chat abbiamo stabilito un programma per la ripresa e fra poco lo presenteremo alle società, ecco, quindi un ulteriore segno di vicinanza ai nostri circoli e ai nostri appassionati. Vabbè, sicuro. Poi ricordiamo che il 15 giugno ritornano i grandi assoluti, uno delle grandi chicche, no? A ecco, Todi, se non sbaglio. A Todi, sì. Anche perché immagino a porte chiuse, Presidente, vero? Sì, ovviamente. Anche perché adesso tutta l'attività internazionale è sospesa fino al 31 luglio, adesso il 15 di giugno si deciderà per agosto, quindi questo potrebbe essere l'inizio di una ripartenza. Grandi campionati italiani una volta erano una delle chicche. Hermes, scusa, chi risponde a Andrei Maver? A parte avete già detto prima, no? Rispondi tu, poi dopo che hai seguito l'argomento? Un SD non può organizzare un camp, ma nemmeno un centro estivo dove si fa attenzione al tipo di attività e ci segue tutti i protocolli? Abbiamo già parlato prima, no? Sì, abbiamo già parlato prima. Io presterei particolare attenzione perché dico pure che il protocollo è molto molto stringente, quindi magari quello che io ritengo opportuno in questo momento è che le eventuali SD lavorassero di concerto con le amministrazioni comunali per il ragionamento degli impianti, perché diventa fondamentale anche la sicurezza degli impianti. E dico la verità, anche l'altro giorno nella riunione alla quale ho partecipato è stato ribadito più volte questo tipo di ragionamento, e quindi magari diciamo che si possono fare dei camp, però rispettando logicamente quelle che sono le indicazioni che abbiamo già avuto modo di dire, e soprattutto rispettando quelle che sono poi le limitazioni che l'impianto sportivo o l'impianto nel quale si svolgono questi camp deve avere. Certo, salutiamo Eros Scuz, dice wow, i migliori dello sport in FVG, mandi a Duccio, ovviamente si riferisce a voi tre e non a me. Salutiamo Eros. Presidente Brando, scusa, spiegami una cosa, tu che sei CONI, no? E che quindi, cioè, ma voi del CONI siete il Ministero dello Sport in Italia è il CONI. No, perché le federazioni... Vabbè, scusate, però insomma... La sostanza era quella, è sempre stato così, adesso devo ancora abituarmi a questa modifica. Però, senti, Giorgio, fammi capire una cosa, perché non tutte le federazioni sono uguali? Vado più del concreto. Perché il tennis trova fondi per fare super tennis, per sistemare il Foro Italico e trasformarlo in una meravigliosa cattedrale? Perché vanno avanti e altre federazioni arrancano con l'acqua alla gola? Non dovrebbe essere una distribuzione dei fondi? Allora, voglio dire, per fortuna la qualità delle persone fa ancora la differenza, o c'è qualcosa che ci sfugge? Ti faccio questa domanda, che è la domanda che ci poniamo al bar, i miei amici ed io, quando leggiamo la Gazzetta, leggiamo che il tennis prende l'ATP Finals e Roma non riesce a fare le Olimpiadi. Non riusciamo a fare un europeo di basket in Italia, il calcio fa fatica a riportare un grande evento, eppure il tennis fa tutto. Perché? Perché il mio amico Binaghi è molto ben introdotto nella politica. E siccome la politica ha preso in mano da 1 anno e mezzo a questa parte lo sport, è la politica che decide, secondo il motto antico dividi e impera. Binaghi è uno di quelli che ha saputo, come dire, rappresentare molto bene il suo mondo, adesso parlo seriamente ovviamente, e anche dimostrando concretamente di saper
portare avanti determinati obiettivi, determinati anche valori, insomma, del mondo del tennis, di cui bisogna dargli atto, però ha questa capacità. Una volta, fino a 2 anni fa, insomma, tutto questo non succedeva o succedeva soltanto in parte, adesso è sotto gli occhi di tutti, insomma. Quindi questo succederà anche su altri sport secondo il motto dividi ed impara. Qualcuno prenderà tanto, qualcuno prenderà poco, qualcuno non prenderà niente, in funzione di altri criteri, in funzione di altri ragionamenti che non hanno niente a che fare con i criteri e ragionamenti sui quali io ho sempre vissuto, che erano quelli del mondo dello sport, che ben o male il CONI cercava di tenere e mettere assieme tutti. Adesso ognuno va per la sua strada, in particolare in questi 2 anni. Poi mettere insieme, sai, le Olimpiadi di Roma. No, ho fatto un ragionamento un po' populistico, però no, diciamo, è evidente che politicamente non andava bene le Olimpiadi a Roma per chi sta governando quella città, e invece stava bene a far il master a Torino, dove guarda caso c'è sempre la stessa forza politica che governa. Per cui insomma queste sono cose che mi dispiace dire, ma che io sto vivendo insomma da 2 anni a questa parte, 1 anno e mezzo, dai 2 anni a questa parte. I miei colleghi di giunta lo sanno perché li ho sempre informati su questo, e succederà questo quando il nostro amico Petrucci avrà la forza politica rispetto a questo ministro, chi verrà dopo di lui, porterà a casa un europeo di basket. Per quanto riguarda poi il Foro Italico, c'è da dire insomma che i soldi lì li aveva sempre messi il CONI attraverso CONI Servizi per fare quello che ha fatto Binaghi, insomma. Quindi fino a 2 anni fa c'era il CONI che decideva anche dove mettere questi soldi, e il presidente Maragò ha pensato giustamente, e tutti noi, di valorizzare quella manifestazione, ampliando ovviamente lo stadio al Foro Italico e dando risorse. Adesso ne ha molte di più, grazie anche a questi suoi rapporti. Beh, sei stato molto chiaro. No, chiarissimo. Adesso ti faccio replicare, Antonio, però Hermes, prima saluti da Davide Sellan. Buongiorno Sellan, Fiume Bannia. Buongiorno Davide, buongiorno, ci segue sempre con grande affetto, lo salutiamo tutti gli amici del Pordenonese. Senti Hermes, Sibiglia l'altro giorno dice attenzione, 100 società professionistiche sono troppe. Sibiglia mi sembra uno molto intelligente, molto arguto. Dove si andrà a finire? Domenica scorsa abbiamo qui insieme a Giorgio, ti ricorderai Giorgio, Jacopo Tognon, vicepresidente di Lega Pro, che è stato anche piuttosto chiaro. Lui dice ma ci sono varie fazioni, ma alla fine lui ci aveva anticipato a noi che sarebbero tornati in campo in qualche modo la Serie C, però anche lui diceva stiamo valutando dove andare a parare. La Serie C sta vivendo un momento drammatico, letteralmente drammatico, perché ti saluto anche Salvatore De Cesare da Porcia, Hermes, al volo ti dico. Grazie. Dicevo, sta vivendo un momento drammatico perché logicamente la situazione economica di questa categoria, la Serie C, è decisamente molto complessa, in quanto la Serie C è considerata professionismo a tutti gli effetti, ma in realtà non sono professionisti. Il buon presidente Ghirelli aveva chiesto già diverse volte di ritornare al famoso semiprofessionismo, e quindi ci sono delle fazioni interne molto molto forti che si contrappongono fra di loro. Ma io credo che quello che ha detto il presidente Sibiglia, ritornando al discorso di 100 squadre professionistiche, sia un vecchio motivo che già da una decina d'anni si dice questo. Noi siamo l'unica nazione a livello europeo che ha un numero di società professionistiche così elevato, e questo non è ammissibile perché non ha la sostenibilità economica e finanziaria a questo mondo, perché la Serie A ha i diritti di Sky, ha i diritti televisivi, la Serie B bene o male, e ripeto bene o male in qualche maniera si arrabatta, la Serie C è veramente una cosa molto complessa, e tutte le idee, tutte le proposte che il buon Ghirelli aveva avanzato, partiamo dalla cassa integrazione in deroga per i dipendenti con l'anticipazione da parte delle società e con l'integrazione sino al raggiungimento del minimo contrattuale, passando poi alla mancata retrocessione, passando poi alla sospensione dei campionati, sono state tutte stravolte dal Consiglio federale.
Perché per fare le riforme ci vogliono i soldi e in questo momento i soldi non ci sono e bisogna prestare attenzione. Forse la cosa peggiore in tutto questo è che ci sono tantissimi ragazzi di età, li chiamo ragazzi, che hanno ormai qualche anno, che militano in queste squadre e che purtroppo hanno solo questo tipo di reddito, che si troverebbero logicamente a casa senza nessun sostegno. E allora parte un ragionamento che deve essere complessivo. Io non penso assolutamente che la panacea sia fare un campionato di Serie B di 2 gironi a 20 squadre l'uno, perché significherebbe, come dicono a Trieste, che il tacconzo è peggio del buso. Però devo dire che bisognerebbe avere la forza, e questo è il momento in cui si deve avere la forza per andare a riformare questo modello di calcio, che così come sta in piedi e come c'è era e come adesso non riesce a stare in piedi. Chiaro. Antonio, è doverosa una tua replica rispetto a quanto ha detto prima Giorgio, che io apprezzo tantissimo perché dice sempre le cose come stanno, secondo il suo pensiero. Chiaro che il tennis sta vivendo l'età dell'oro, no? Perché credo ormai in passato abbiate raggiunto questi livelli. Prima Brandolin dice: questo presidente è sgaio, è sveglio, è veloce, perché ha gli agganci giusti per poter portare benefici al suo movimento. Però adesso avete i Berettini. Anche agli agganci, però prima di tutto intelligente, bravo e lavora. Hai detto un tuo amico, l'hai anche detto che è un tuo amico. È il mio caro amico. Hai detto, vuoi dire, avete i Berettini, avete il tennis maschile al massimo livello, per la prima volta abbiamo avuto un giocatore che ha fatto le ATP Finals, no? Insomma, c'è tanta carne. Oggi poi salutiamo Fognini che compie gli anni, se non sbaglio. Sì. E quindi, ecco. Ma però, è tutto un lavoro che è stato fatto alla base, appunto, anche qui in Friuli Venezia Giulia, ricordo 3 anni fa Berettini, quello che adesso è nei primi 8, no, del mondo, era a Trieste. E quindi anche in questo caso il presidente Binaghi è stato lungimirante, ecco, a creare tutta una serie di tornei e una serie di attività che ha permesso prima alle giocatrici, no, e poi ai giocatori di arrivare dove sono arrivati. Vi ricordo solo per dire che, ecco, nel 98-99 la Pennetta ha vinto a grado. E quindi si è iniziato anche qui in regione un percorso di sviluppo di attività, no? Grazie anche alla regione e grazie all'amico anche Giorgio Brandolin, che ci ha sempre aiutato nelle sedi che contano a portare avanti, ecco, a portare avanti i nostri progetti fino siamo partiti con 1 o 2 tornei e adesso avremo, ecco, se non succedeva, ecco, questa disgrazia del Covid, avevamo 2 challenger e 4 tornei internazionali da $25.000. E dico con grande orgoglio, una regione che ha mica poco, cioè 2 challenge sono importanti. 1.200.000 abitanti. Ecco, quindi questo sta a dimostrare quanto anche in periferia ci siamo dati da fare, anche a recepire quello che il nostro presidente ha cercato di, ecco, portare avanti. Tu mi sembri un biraghiero convinto da quanto sto ma io ho sempre reputato che ecco, contano i risultati. Io so che abbiamo una federazione sana. Nel nostro Friuli Venezia Giulia abbiamo 86 circoli e quasi 10.000 tesserati, e che ogni anno il trend è in crescita. Nei primi anni conforme a doppia cifra e adesso un 4-5% all'anno riusciamo a crescere. Quindi vuol dire che tutta una serie di progetti che il Consiglio federale ha portato avanti in questi anni sono risultati vincenti e ci hanno permesso di crescere. Dopo è chiaro, come tutte le cose, una persona può piacere o non può piacere. Ecco, una persona che ha portato rigore, disciplina, anche il discorso di Pietrangeli, insomma si parla di Pietrangeli, ma insomma se, ecco, sono stati tagliati tutti i contratti, ecco, i dipendenti sono in cassa integrazione, i progetti sono bloccati, tutte le collaborazioni esterne sono bloccate per permettere alle società di andare avanti, perché, ecco, non dobbiamo dimenticare che i nostri maggiori azionisti sono le società. Ecco, e quindi noi dobbiamo, come federazione, tutelare le nostre società e cercare in tutti i modi di stargli vicino, sia a livello nazionale sia a livello regionale. E quindi, con molta franchezza, io dico, sì, mi dispiace per Nicola, che ho sempre apprezzato come persona, ma non capisco questo suo,
ecco, questo suo atteggiamento. Non vorrei che fosse stato strumentalizzato, ecco, tutto qua. Beh, questo capita spesso, soprattutto quando sono in mezzo i grandi campioni. Press, per te la domanda da Domenico. Buongiorno Presidente Brandolin, una domanda stupida. Beh, le domande non sono mai stupide, ovviamente. Lei non ha alcun potere di ottimizzare i comitati ex provinciali in comitato unico regionale delle varie federazioni, ciò per economizzare e investire nello sviluppo dei vivai e manifestazioni importanti. Grazie. Allora, come CONI questa cosa ovviamente l'abbiamo già fatta, come ben sanno anche i colleghi di giunta. Esiste un unico comitato regionale che poi ha 4 sedi periferiche, tra l'altro quella di Trieste è là dove c'è il comitato regionale, per cui poi abbiamo un dipendente a Gorizia, uno a Udine e uno a Pordenone. E quindi abbiamo fatto già questa razionalizzazione con una modifica statutaria voluta tra l'altro nel 2012 dall'amico Petrucci. Le federazioni sono indipendenti nelle loro organizzazioni. Lì ne abbiamo 2 presidenti regionali, quindi sanno benissimo che non dipende dal CONI l'organizzazione sul territorio, ma dipende da ciascuna federazione. Ci sono federazioni, tra virgolette, piccole che hanno soltanto il comitato regionale, addirittura neanche il presidente ma un delegato. Ci sono invece grandi federazioni come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, che hanno anche un'organizzazione sul territorio. La pallavolo, ad esempio, ha già messo insieme Gorizia con Trieste, e quindi c'è una organizzazione che dipende dalle federazioni, ma non credo che sia lì il risparmio da fare. Più che altro sono i numeri che ci obbligano a chiudere dei comitati territoriali, perché non abbiamo i numeri come una volta per tenerli in piedi, per fargli fare un'organizzazione decorosa anche per i volontari che dentro ci lavorano. Per cui nel tempo probabilmente ci sarà un'unica organizzazione regionale. Quello che però ricordo all'amico è che le sedi ex CONI sono diventate la casa dello sport territoriale, in particolare a Udine e a Pordenone come a Trieste. Non è tanto la sede del CONI, ma è la sede di tutte le federazioni sportive. A Udine abbiamo qualche regionale anche, come qualcuno forse sa, così come abbiamo quelle territoriali, sia a Udine che a Pordenone che a Gorizia, oltre ovviamente che a Trieste. L'importante è che stiamo tutti assieme, perché lì è il luogo anche del potersi scambiare le opinioni. Ricordo l'ultima cosa per finire: noi siamo una regione di 1.200.000 abitanti, quindi ci è stato facile mettere insieme queste realtà, ma se penso alla Lombardia, se penso alla Sicilia, se penso al Lazio, quelle che erano i comitati e sono i comitati territoriali delle federazioni hanno un ruolo. La provincia di Brescia ha più abitanti della nostra regione, tanto per capirsi, ovviamente Milano, quella di Roma, di Torino, eccetera, per capirsi. Per cui noi potremmo fare un discorso unico regionale, ma sta alle federazioni. Alcune le hanno già fatte, il CONI lo ha già fatto. Allora, sempre su questo argomento, il calcio nella nostra regione ha 22.000 tesserati fra settore giovanile e dilettanti, e quindi le delegazioni diventano fondamentali per lo sviluppo dell'attività, che ricordo che le delegazioni gestiscono, per quanto riguarda il calcio, tutti i campionati a livello provinciale, tutti i campionati juniores provinciali e soprattutto gestiscono le terze e le seconde categorie. Ora, se tutto questo lavoro dovesse essere accentrato nel comitato regionale, noi dovremmo avere il doppio dei dipendenti che abbiamo adesso. Ma ha fatto benissimo il presidente Brandolin a ricordare alcune regioni. Dico solo che noi in regione Friuli Venezia Giulia abbiamo 280 società iscritte come società dilettantistiche, più ce ne sono altri 20 a occhio e croce di società pure, andiamo a 300 società. Il comitato provinciale di Brescia ne ha 380, Bergamo 350, quindi ci sono determinate realtà, per parlare solo della Lombardia, non parliamo più del Lazio, che sono più grandi rispetto al nostro comitato regionale, e quindi ritengo indispensabile il lavoro che viene fatto. Certo, con la meccanizzazione e con le nuove tecniche
quindi sto parlando dell'avvento di internet, sto parlando della dematerializzazione della documentazione, c'è sempre meno necessità di rivolgersi agli uffici, però è importante avere un punto di riferimento dove le nostre società, i nostri dirigenti possono trovare delle risposte puntuali e precise su quelle che sono i vari adempimenti, dai tesseramenti a tutte le altre questioni inerenti all'attività. Sta molto chiaro. Vuoi sapere anche la tua posizione, Antonio? Anche noi abbiamo fatto i delegati provinciali che vengono nominati praticamente dal comitato regionale e servono sostanzialmente per un'attività di rappresentanza, ma anche per organizzare alcuni campionati provinciali che si svolgono con gran successo nelle varie province, sia a squadre sia individuali. Diciamo che tutta invece la parte diciamo contabile di organizzazione di quote viene gestita dal comitato regionale attraverso dei sofisticati sistemi internet. Ecco, quindi diciamo tutta la parte dei tesseramenti viene gestita online tra le società e il comitato regionale. Pensavo di aver risposto a Domenico. Presto, torniamo da te. Altra domanda. Salvatore dice, chiaro, nella sua semplicità è una domanda molto difficile. Bisognerebbe valorizzare lo sport della nostra regione, facendo crescere soprattutto i giovani, ma aiutare anche le società e tutelarle. Ha detto tutto. Allora, voglio dire, prossimo anno faccio 40 anni di dirigente. Credo che... È così giovane, sì? Così giovane sei. Sta prendendo in giro perché se no sta guai. Vado no, via. ma non ti volevo prendere in giro. Era un complimento. Sì, vi conosco voi, baschettari. Allora, dicevo insomma che è evidente che la valorizzazione del mondo sportivo, in particolare nella nostra regione, lo si ha laddove riusciamo ad avere dei campioni, giusto, che ci rappresentano, ci danno le soddisfazioni, che sono poi la punta di quell'iceberg o della piramide che è formata da tutte le 3.000 società che abbiamo nella nostra regione. Lo sforzo che abbiamo fatto, non che ho fatto anche con 2 signori che sono insieme a me oggi qua in televisione, insieme agli altri, è stato proprio quello di aiutare i nostri dirigenti. Ho sempre parlato di professionalizzazione, professionalità, non professionismo dei nostri dirigenti. Gli siamo vicino, dando tutte le informazioni che possiamo dare anche in questo periodo. Abbiamo messo insieme alla Regione in sicurezza il contributo che nel 2019 non ho ancora utilizzato, quello del 2020 non ho utilizzato alcune, non tutte, ma circa 700 società hanno avuto, che probabilmente veniva tolto per causa ovviamente di questa disgrazia che ci sta succedendo. Se qualcuno pensa, e lo devo ricordare, che nel bilancio della nostra regione, che è circa di 4 miliardi e mezzo, va bene, si pensa, non io, lo pensa il presidente della regione, verranno a mancare circa 700 milioni tra tasse a causa di questa disgrazia anche economica che ci sta succedendo, che non abbiamo ancora idea di cosa sarà tra qualche mese, va bene? Ecco, io credo che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo e stiamo dando alle nostre società sia qualcosa di importante. Le varie federazioni, lì ne abbiamo 2, ma anche la pallavolo, lo stesso presidente 3 settimane fa l'ho ricordato, nazionale, va bene, stanno cercando di aiutare le società di base. Stessa cosa che cerchiamo di fare anche noi. Vi ho detto prima che cercheremo di capire che cosa ha in testa il ministro con questo famoso miliardo che dovrebbe portare alle nostre sulle nostre società. Non lo so, vedremo nelle prossime settimane in che cosa consiste. Di sicuro quello che possiamo far noi è, 1, star vicino alle nostre società, e lo facciamo dando informazioni puntuali non soltanto tramite voi, ma con tutte le cose che vi mandiamo settimanalmente. Secondo, cercando di fare, Canziani lo sa, adesso siamo bloccati dal Covid, avevamo già in programma tutta una serie
di riunioni con le nostre società per spiegare la parte fiscale. Ho mandato delle delucidazioni insieme al presidente della Federazione Medico Sportivi sul discorso dei certificati medici, che è un'altra cosa importante. Cioè noi cerchiamo, penso che poche regioni unite come mondo sportivo stanno aiutando le società proprio di base, però dobbiamo fare uno sforzo un po' tutti. Le federazioni, le ringrazio perché lo stanno facendo, il CONI per quel poco che ha di soldi adesso, vedremo lo Stato, il governo quanti ne metterà, e star vicino anche alla regione, che devo dire la verità, in tutta onestà è sempre stata, ma anche in questo momento è vicino a noi, con il suo assessore, con l'assessore Brandi a Trieste, con l'assessore Rosole in regione, oltre che la Gibelli, per cui insomma cerchiamo di dare delle spingiamo. È evidente che, come dire, insomma, qua avremo miseria per tanti, ecco, e quindi sarebbe, come dire, giusto ridistribuire su tutto, e non mi riferisco solo al mondo dello sport, mi riferisco anche a tutte le varie categorie, perché qualcuno, lo dico adesso, io sono molto preoccupato, lo sto dicendo con le persone con le quali parlo, prevede un ottobre-novembre molto molto impegnativo per il nostro paese, non per il nostro mondo dello sport, per il nostro paese. Sarà finito il blocco dei licenziamenti ad agosto. Pensate cosa vuol dire. Calciani che lavora su questo settore forse mi potrà dire qualcosa. Non ti voglio portare Hermes a parlare di economia, anche il grido d'allarme. Sì. Poi Giorgio, dimmi. C'era anche il discorso che si parlava prima di talento, anche del discorso del talento sportivo che come CONI e Regione, ecco, sì. Quindi anche questa è una cosa molto importante da sottolineare, no? Che come CONI e come Regione si dà una mano anche non solo alle società ma anche ai ragazzi che ecco, hanno determinati requisiti e quindi possono fruire di questo contributo per la loro attività. Sì, poi abbiamo la scuola dello sport, qua De Denaro ci sta dicendo insomma che mettiamo a disposizione i nostri insegnanti appunto per formare non solo tecnici ma anche dirigenti, ovviamente in collaborazione con le varie federazioni. Cioè tutto un lavoro che io non sto qua a dire che stiamo... Il lavoro è enorme, che stiamo facendo, non a caso, ecco, io ricordo, ma non soltanto per queste Olimpiadi che verrà fatta il prossimo anno, ma anche per le precedenti e prima di noi, avevamo un numero di atleti che si portava e si porterà alle Olimpiadi estive e invernali che in proporzione agli abitanti eravamo la regione che portava più di tutti, tanto per capirsi. No, ma sportivamente siamo una regione super virtuosa. È la città più sportiva d'Italia, il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione più sportiva d'Italia. Più di questo non è merito mio. No, però siamo piccolini ma siamo bravi, lo dico sempre. Hermes, rispondi tu a Enzo, che è sempre presente, accennava adesso anche Giorgio. Enzo è il nostro collega di giunta. Parla di, scusami, ecco, rilanciare lo sport anche dedicandosi alla formazione dei dirigenti sport. È un tema molto dibattuto, Hermes, no? Dice, sì, Enzo, può essere il momento storico giusto questo? Questo è un momento. Allora, al di fuori che a questa domanda io credo che sia più corretto rispondere al Presidente Brandolin. Per quanto mi riguarda, ho avuto modo di dire prima relativamente al calcio che questo è il momento in cui bisogna avere il coraggio di fare le riforme. Il famoso post che prima hai fatto passare del 18 maggio di Sibiglia era proprio questo, era il messaggio che dobbiamo mandare, proprio questo. Dobbiamo cercare, passatemi il termine, di moralizzare il mondo dello sport, soprattutto ai livelli bassi. Dobbiamo ritornare ad avere una base che fa e pratica sport solo ed esclusivamente per diletto, non solo per questioni economiche, perché come giustamente da tutte le parti si sta dicendo, il mondo dei dilettanti, cioè il nostro mondo, è un mondo che vive sui contributi, sulle risorse che le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti riescono a dare. E in questo momento, essendoci una crisi pazzesca che porterà il PIL del nostro paese a meno 9%, logicamente non ci sarà più la possibilità di andare a pagare i calciatori piuttosto che i giocatori di basket, piuttosto che qualche altra attività come lo era stato in precedenza. Quindi dobbiamo cercare di
approfittare di questa occasione per andare, e uso questo termine forte, però credo che sia doveroso, moralizzare il mondo dello sport, senza alcun preconcetto nei confronti di nessuno, perché io i soldi, le mani in tasca non lo metto alle persone, sto facendo un discorso generale che mi piacerebbe fosse condiviso perlomeno dalle società di buon senso. Poi per l'altra risposta credo che Brandolin sia la persona... Sì, adesso sì. Però Hermes, hai detto cose importanti, insomma, il tuo mondo dei dilettanti come sta reagendo? Adesso che avete chiuso definitivamente la stagione, che feedback hai avuto questi giorni? Allora, diciamo una cosa. Credo fossero preparati ormai, no? Però, il mondo dei dilettanti ha avuto una pazienza incredibile, perché in 3 mesi si è detto tutto il contrario di tutto. Noi siamo arrivati gli ultimi, no, a sospendere l'attività. La pallavolo, la pallacanestro l'hanno fatto subito, qualcun altro gli si è accodato, anzi in realtà è stato il rugby il primo a sospendere l'attività. Noi sì, no, giochiamo, forse, protocolli e questo. Chiaramente era una questione di natura... C'è tutto un lavoro che... No, vai, c'è un ritorno... Dicevo, logicamente questo però era una speranza, era un messaggio di speranza che noi volevamo lanciare, perché ci sembrava assolutamente improponibile andare a chiudere i campionati alla fine del girone d'andata, anzi all'inizio del girone di ritorno. Però purtroppo questo non è successo. E allora i nostri dirigenti all'inizio hanno avuto un attimo di smarrimento, però poi contattati, abbiamo fatto 3 riunioni importanti, video chat con l'eccellenza e la promozione, in una maniera veramente unanime hanno ammesso che non era possibile continuare a giocare e quindi hanno chiesto a gran voce la sospensione dei campionati. Le modalità di queste sospensioni ancora, dico pure, non sono definite, anche se sono impostate, speriamo che non vengano cambiate, e quindi la stagione si chiude purtroppo in questa maniera. È logico che tutti i costi, ringrazio Antonio che ha detto che sono state restituite alle società che praticamente non hanno poi potuto partecipare, potuto fare l'attività, così come anche nella pallavolo e nella pallacanestro sono state restituite le varie quote, no, di iscrizione ai vari campionati. Io in questo momento non mi sento di promettere alle nostre società che ci sarà la restituzione, però sicuramente ci saranno degli aiuti che saranno a livello federale, a livello di Lega, e poi non mettiamoci da ultimo tutto il lavoro che il CONI con tutta la sua struttura sta facendo. Cioè noi quando siamo andati in regione, al di fuori che il presidente ha fatto un lavoro egregio con l'assessore e con i vari dirigenti nell'andare praticamente a, come si dice, cristallizzare la questione dei contributi e quindi a dare la possibilità a tutte le nostre società di poterli usufruire nell'anno successivo, quindi nel 2021, ma abbiamo parlato anche di un'ipotesi che era stata già accennata anche in questa trasmissione, di una convenzione con l'ANCI per un utilizzo degli impianti veramente a costo quasi zero. Si è parlato di fare delle convenzioni con le società delle utenze, quindi con le multi-utilities. Cose importanti, Hermes, questi sono argomenti importanti. Allora, tutto questo pacchetto di interventi, logicamente che saranno di natura organizzativa, ma anche amministrativa, dovrebbe, e usiamo il condizionale, aiutare le nostre società a ripartire. Quello che l'aspetto sanitario bisognerebbe avere la sfera di cristallo. E quindi per il momento noi ci prepariamo, poi quando sarà speriamo di essere pronti per poter ridare alla possibilità di praticare lo sport in sicurezza. Continuano ad arrivare domande, preparati Presidente Brandolin, però volevo chiederti Antonio, la situazione dirigenziale nel tuo ambito com'è? Cioè, a parte che tu sei presidente, quindi come i tuoi colleghi presidenti, il tuo dovere è fare il buon papà di famiglia e mettere tutti in sicurezza, ma tu a livello di volontari, dirigenti che portano avanti la baracca, come sei messo? Ma diciamo abbastanza bene, ho diversi dirigenti molto appassionati che stanno portando avanti, diciamo, tutto il discorso giovanile e quindi questo ha permesso soprattutto in alcune piccole società di creare ragazzi di interesse, diciamo così, regionale e nazionale, ecco, e quindi portare avanti un progetto giovanile importante. Ecco, è chiaro che io sono sempre stato a contatto con tutti loro, ho cercato sempre di agire nella massima trasparenza e ho sempre cercato, quando mi è stato possibile, grazie diciamo a Giorgio Brandolin e alla Giunta CONI, grazie
ai rapporti che comunque ho consolidato in questo periodo, di venire incontro alle loro istanze. Quindi non solo a livello federale con aiuti, con cose di questo genere, ma anche venendo incontro a quelli che potevano essere i progetti di miglioria dei propri impianti, delle proprie aspettative, insomma, ecco. Quindi un rapporto di piena collaborazione, di piena sinergia, ed è anche questo uno dei motivi per cui il tennis, anche che qui in regione, è cresciuto. È cresciuto tantissimo. Presidente Brandolin, rispondi tu a Eros, hai letto la domanda, se vuole rimettere in sovraimpressione, dice: Giorgio, non so se hai saputo da Bandolin, che non è Brandolin, presidente della storia del ciclismo, pochi giorni fa un incontro con tutti i presidenti, uno del Sud ha fatto richiesta che vengano dati più contributi alle società del Sud, perché anche gli atleti fanno sacrifici. Al che Bandolin, dopo il suo intervento, ha chiesto che ci sia parità in tutte, insomma, se n'è andato. Cosa ne pensi? Hai saputo questa cosa? È vera? No. Bandolin deve essere stato un Brandolin che a un certo punto è mancato in succedeva nella storia anche questo, perché il cognome Brandolin è un cognome nel Veneto, ovviamente, più che altro molto molto partecipato. No, questo non lo sapevo, insomma. Ci sono sempre, come dire, persone campanili che esistono ancora, o persone che si sentano trascurate perché del Sud, perché del Nord, eccetera. Credo che questa pandemia, che ha, come dire, è una tragedia mondiale, mi sembra di aver capito. Insomma. Se continuiamo ancora a fare differenze Nord, Sud, eccetera, che ci sono, non andiamo da nessuna parte. Io credo che, insomma, a livello nazionale dovrebbero fare un ragionamento unico, e lì quella riunione, se ho ben capito, era una riunione di livello nazionale, giusto? Tra i presidenti di federazione. Esatto, così ho capito anch'io. Sì. Per cui, insomma, gli atleti fanno sacrifici. Diceva prima Canciani, io ho giocato fino a quasi a 38 anni, insomma, sì, sacrifici, ma soprattutto è divertimento. Soprattutto stare assieme, soprattutto aveva una socialità che pochi altri ambienti ce la danno così come la dà il mondo dello sport. Per cui, insomma, sacrifici sì, ma anche tanto divertimento. Il professionismo è un'altra cosa, per cui noi dobbiamo, insomma, fare ciò che Canciani ha ricordato prima. È un qualcosa che non siamo riusciti a fare, Canciani lo sa, tanti anni fa, quando c'erano anche le consulte nel mondo dei dilettanti, eccetera, che si tentava di cambiare le regole, e vedo che siamo tornati lì. Ecco, questa guerra, che è questa pandemia, ci mette di fronte a una realtà che forse siamo obbligati a fare ciò che Canciani ha detto le società dovranno fare, o cominciare a fare, e che io condivido in pieno. Detto questo, sulla scuola dello sport posso soltanto dirvi questo, insomma, sono anni che noi facciamo di corsi, non solo come CONI, ma mettiamo a disposizione le persone che sono state formate dal CONI a Roma, eccetera, per le varie federazioni, perché quello che io ho voluto da 8 anni a sta parte, che il CONI fosse nella nostra regione una società di servizio delle nostre società, punto. E quindi noi mettiamo a disposizione i soldi che abbiamo dalla regione e da Roma per fare questi corsi con le federazioni, che sono loro che ci chiedono di fare questi corsi per gli allenatori, piuttosto che per i dirigenti, piuttosto che per i segretari, eccetera. E quindi questo è un compito che svolgiamo con la scuola che si chiama Scuola Regionale dello Sport, che è autonoma rispetto a quella nazionale. Lì gli altri 2 dirigenti, Hermes e Antonio, lo sanno, insomma, ne discutiamo da anni e stiamo ragionando con tutte le federazioni. Io vorrei liberarvi, ma continuano ad arrivare domande, quindi Antonio, preparati tu a rispondere a Massimo Metus. Intanto invece Hermes, te chiedo di rispondere a Ivan Vanacore, che dice: buongiorno, volevo chiedere tutti i corsi UEFA D e C sospesi, pronti per stilare la graduatoria definitiva. Come si sta gestendo questa situazione? Aspettiamo altri bandi? Grazie.
Allora, in questo momento la federazione ha deciso che tutta la parte teorica dei corsi UEFA C e UEFA D vengono effettuati in videoconferenza, e quindi posso già dire che da settembre partirà il corso UEFA C a Udine, mentre si sta concludendo a Pordenone l'UEFA D. Dopodiché ci si augura, l'auspicio è quello di riprendere l'attività all'inizio dell'anno prossimo con la normalità dei corsi, che però ci tengo a dire non sono stati sospesi. Perfetto. Rispondi tu, Antonio. Massimo Mettus, il suo è un grido di dolore, no? Dice: attenzione ragazzi, che qui rischiamo di far disinnamorare dello sport, soprattutto i giovani. Ma il problema è questo. Il problema è questo, che bisogna rispettare i protocolli di sicurezza, quindi per esempio nel nostro sport, ecco, è permessa la presenza di 4 giocatori in campo. È chiaro che, ecco, si possono far giocare 4 ragazzi, ma tenendo conto di quello che è il discorso del distanziamento e quello che è il discorso della sicurezza di questi ragazzi. Per cui oggi come oggi credo che sia più importante tutelare la sicurezza che andare in cerca di diciamo fare dei gruppi di 10-15 ragazzi rischiando grosso per la loro salute. Quindi io alle mie società, ai miei tecnici ho detto: sì, fate pure con i ragazzi, però rispettando il numero massimo di 3-4 ragazzi per campo, considerando che il campo da tennis ha 700 metri quadri. Ecco, 4 ragazzi con le norme previste dai protocolli penso possono fare lo sport del tennis con piena serenità. Ecco. Senza correre rischi. Sì. Certo. Presidente, rispondi tu ad Alfonso? Sì. Hai letto, allora, hai letto la domanda? Sì, ho letto. Mi sono messo gli occhiali e ho letto. Allora, diciamo, non è vero che non sia intervenuto. Ad esempio, da 3 anni a questa parte, pochi lo sanno. Io ho cercato, devo dire la verità, insieme a Canciani, insieme al nostro commercialista, aiutami Hermes di Cervignano, abbiamo fatto diverse anche riunioni con dirigenti, di evidenziare che c'è il bonus sport, ad esempio, per le aziende. Pochi lo sanno. Ci sono imprese che possono fare dei lavori all'interno dei nostri impianti sportivi a favore delle nostre società e possono avere un regime di fiscalità che alla fine, insomma, gli conviene fare questi lavori, tanto per capirci. E pochi nella nostra regione lo hanno utilizzato. Per cui forse molti neanche lo sanno, ho capito, è più di fare riunioni, ne abbiamo fatte 3 insieme a Rigotto. Abbiamo fatto 3.000 piccole mandate a tutte le società. A tutte le società abbiamo mandato il Vademecum con 10 pagine. Esatto, abbiamo fatto riunioni in tutto il territorio, ne ricordo una molto partecipata, Giorgio se lo ricorda, al castello di Moruzzo. Coloredo, o di Moruzzo. Ecco, c'era un sacco però purtroppo non ha avuto una risposta a questo. Ecco, vabbè, comunque questo eccolo qua. Questo, diciamo, è uno strumento che vedeva coinvolte le aziende insieme al mondo dello sport. Adesso, ripeto, in questa promessa che ha fatto il ministro Spadafora, Dio l'abbia in gloria, come dico sempre, che vedremo che in cosa consisterà questo miliardo che ha promesso. 200 milioni sono sicuro per ribadire il bonus di 600 euro ai dirigenti e agli allenatori sportivi che hanno perso il lavoro nel mese anche di, se ho ben capito, di aprile e maggio, e quindi sono lì quei soldi. Vedremo gli altri 800. Di sicuro questo bonus noi l'abbiamo chiesto anche alla regione, che lo ha fatto sulla cultura, non è riuscita a farlo sullo sport perché i soldi non ci sono, però potremmo utilizzare quello lì, ad esempio, per coinvolgere le nostre imprese. Non credo che lo sport sia, come dire, insomma, trascurato dalla nostra comunità. Ha dei numeri enormi di partecipazione, non soltanto lo sport agonistico che rappresentiamo noi sostanzialmente, ma anche lo sport cosiddetto di base,
o il calapanza, come dico io, sport di mantenimento. Ecco, e sono milioni e milioni di italiani che ne fanno parte ed è un business importante che rappresenta, se non dico stupidaggini, il 3% del PIL del nostro paese, insomma. Per cui è un mondo importante da questo punto di vista. Sicuramente bisognerebbe inventarsi ulteriori formule di sostegno. Ricordo da qui, e gli ho mandato a tutte le società, che il credito sportivo mette a disposizione un mutuo a tasso zero, senza garanzie, perché le mette il credito sportivo, pagabile e restituibile in 6 anni. Le prime 2 rate 2020-2021 non si pagano, vengono posticipate. Bene, ecco, 1,7 di PIL, quasi il 2%. Ecco, volevo dire, abbiamo anche lì un contributo che può arrivare fino a 25.000 euro per le nostre società, anche lì che li utilizzano. Noi li abbiamo mandati, li abbiamo spiegato che si può fare questo, alcuni li stanno facendo, e quindi voglio dire, dopo sta anche nella professionalità dei nostri dirigenti cercare di capire, di comprendere dove prendere questi soldi, dove prendere anche queste possibilità. Noi ci siamo nel spiegare insieme ai nostri, ho ricordato prima Rigotto, ma anche altri collaboratori che sul territorio possono spiegare, e diamo tutte le informazioni, dopo sta a ciascun dirigente utilizzarle o meno. Insomma. Anche in una situazione di normalità uno non è che sta dietro queste cose. Allora, a proposito di questo contributo, di questo mutuo dei 25.000 euro, quello che mi preme sottolineare, chiederò anche al Presidente Brandolin, è la sburocratizzazione di queste pratiche. Faccio un esempio molto classico. Venerdì in Consiglio è uscita questa notizia. Per poter chiedere questo mutuo è necessaria praticamente una liberatoria da parte del Presidente federale che la società è in regola con i documenti, praticamente con le scadenze, con gli adempimenti che... la lettera di Allora, il problema qual è? La lettera di attestazione. Sì. Antonio, l'ho firmata sempre io, perché le società dilettantistiche fanno capo alla Lega Nazionale Dilettanti. È stato chiarito dalla federazione che invece deve essere firmata dal presidente della federazione. E quindi, logicamente, questo cosa significa? Il fatto che le domande, e nella nostra regione ce n'erano una decina, almeno per quanto riguarda il calcio, sono state rigettate. Io ho dovuto rimandare immediatamente al presidente Gravina, che credo in questo momento abbia ben altre cose da fare che firmare le lettere in cui queste società sono regolari con i versamenti alla Lega Nazionale Dilettanti, e quindi c'è un meccanismo molto farraginoso che bisognerebbe cercare nel limite del possibile di andare a semplificare. Non sempre è facile, perché non è giusto regalare i soldi a nessuno, però in questo momento di difficoltà sarebbe il caso che in alcuni provvedimenti ci fosse un po' di più semplicità. Come credo adesso in questo momento sia richiesto in Italia e ovunque, soprattutto in questa fase. Posso fare una battutaccia? Forse vai. Dimmi. Fossimo in Germania o in Svezia, non servirebbe la firma del presidente federale. Non servirebbe, perché l'attestazione di quei dirigenti di società fa fede, perché se dice una falsità in Germania, in Svezia, sai dove va a finire quel dirigente, no? E perché non cambiamo questa cosa? Perché non abbiamo approfittato fino in fondo per modificare? Questo ci chiedeva la gente in questa fase qua, Presidente. È un problema culturale. E invece siamo punti a capo, mi sembra a me. Poi, guarda, ti porto un esempio per stare sul mio campo. Guarda, lo dico senza nessun problema. Io ovviamente non avevo i titoli per poter prendere come libero professionista i 600 euro. Bene, Friuli Venezia Giulia, civiltà, un mio collega nelle mie stesse condizioni mi ha detto: io intanto faccio, se mi arriva buon, se no amen. Capito come ragiona? Capito come ragiona? Qua mi incazzo, perché questo è il popolo italiano per una buona parte. Come Antonio, anche il discorso, credo, dei collaboratori sportivi, credo che se ci sono state delle lungaggini, credo che siano dovute proprio a questo discorso qua, no? O no? Certamente, per questo dico io,
Per questo dico io, l'autocertificazione, benissimo, giustamente, per l'amor di Dio, insomma, però abbiamo di questi episodi, no? Cioè, non è che abbiamo i ritardi, come qualcuno dice, sulla cassa integrazione, sui 600 euro, perché non funziona niente. No, perché bisogna fare i controlli. Perché bisogna fare i controlli, che non servirebbe. Perché non ci fidiamo. Perfetto, perché il popolo non si fida dello Stato e lo Stato non si fida del popolo. E quindi a sto punto siamo qui. Capito? Questo Giorgio, questo è un discorso generale che faccio e non voglio generalizzare su tutto. No, però tu non sei mai stato un populista, non diventarlo adesso, per favore. No, però Enzo De Denaro ti dà ragione, guarda, scrive bravo Brandolin, e questo è il punto, credo che lo pensino molti italiani, eccolo qua. No, cioè, non bisogna vedere lo Stato come un nemico e lo Stato non deve vedere il cittadino come un nemico, hai capito? Dovrebbe essere una reciproca fiducia e invece non è così, perché quando questo mio collega mi ha fatto sta battuta, mi sono vergognato della mia categoria. Io ci provo, se va, se non va, amen. Alfonso D'Antonio dice super presidente Brandolini. Ho visto grazie Eros. Ho visto un commento di Davide Bertoia, che è un presidente di una vai. Lui dice non è corretto dire che sono soldi regalati, sono prestiti, è sicuramente un prestito, però sono 25.000 euro a tasso zero che sono praticamente rimborsabili in 6 anni e le prime 2 scadenze logicamente vengono posticipate, quindi è una maniera per aiutare. Cioè io credo che in questo momento tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ricordo che in questo paese ci sono 16 tipi di ammortizzatore sociale, ne vogliamo parlare, cioè in qualsiasi categoria ha il proprio ammortizzatore sociale ed è, passatemi il termine, veramente un caos incredibile, perché c'è una confusione generale, quindi c'è la necessità di andare a riscrivere alcune regole. Piano piano, speriamo con questa situazione, con la volontà e soprattutto con l'intelligenza, si possa arrivare a questo. Noi in questo momento non stiamo dando un buon esempio, sto parlando come calcio, però credo che piano piano, con un po' di pazienza, con un po' di buon senso, riusciremo anche noi a trovare una strada che ci permetta di guardare a quello che è il futuro dei nostri ragazzi con più ottimismo. Questo è. Però Antonio, io credo che siete in forma oggi, Presidente, mi piacete un sacco. Antonio, per avere questi 25.000 però deve avere un bilancio per cui sostenga, deve arrivare almeno a avere entrate che giustificano che il tuo 25% deve essere lì. No, e questo è il problema. No? Il problema è che deve avere anche un bilancio che sostenga una richiesta, se no una società X che ha un bilancio normale può chiedere 3-4.000 euro. No? Ma si ritorna qua al discorso che faceva Giorgio prima, cioè ha senso fare queste cose se hai i requisiti, i bisogni per poterlo fare. Cioè che una società che ha un bilancio di 3.000 euro, 5.000 euro, mi chiede a 25, mi sembra veramente un'assurdità. E su questo non puoi farlo, appunto, infatti. Vabbè. Cioè tu puoi arrivare a chiedere fino al 25%. 5% dell'ammontare. Quindi matematicamente deve essere una società già che ha un certo bilancio, c'è un certo movimento. Non so quante ce ne sono in Friuli che possono farlo. Di 3.000 euro però. Guarda, io ti posso dire che ho mandato a Roma circa 7 o 8 domande per questo, firmate a Roma tramite il comitato regionale. Non è mica, quindi, sono mica poche, sicuramente. Certo. 10%. Il calcio ne ha mandate una ventina a occhio e croce, e quindi si vuol dire che lo strumento è conosciuto. Lo strumento è conosciuto, sì. Allora, penso di tenere in forma sbagliata anche lui, ci cita Kennedy, ragazzi, qui stiamo salendo di livello. Grazie di denaro. Però non credevo tante società di calcio e di tennis avessero usufruito di questo strumento, non sono poche, è un dato importante che ci date, io credevo fossero di meno. Evidentemente, come dici tu Hermes, lo strumento è conosciuto, e torno al discorso di prima, Giorgio, in questa fase i dirigenti hanno più tempo, più voglia e anche più necessità di sapere. In una normalità, magari, quando tu porti nel tran tran avanti la tua società, il tuo club, la tua SD,
non ci badi neanche più di tanto. Tu magari puoi mandare anche i plicchi fatti benissimo, ma uno li prende e li appoggia sul tavolo. Così succede di solito. Sì, no, adesso siamo in una situazione di emergenza, evidentemente, e di grande... E uno legge tutto, no? Studia, cerca. Studia tutto perché è umano questo, è umano questo. Certo. Quando hai la panza piena non vai a cercare altri canali. Adesso che la panza è un po' svuota, devi andare a cercare anche mezzo panino, non so se mi spiego. Sicuro, parlo in dialetto, ma per capire bene. Ma no, è bello così, è molto più incisivo. Però questo dovrebbe essere invece, Canciani lo sta dicendo, io vorrei parlare di calcio perché sapete insomma. No, chiudiamo adesso parlando di calcio, infatti. Vai comunque. Di calcio, ovviamente, perché ricordo a Canciani, che sa meglio di me, insomma, che siamo arrivati a A, B e C di professionisti, mentre quando giocavo io c'era la Lega di Serie A e B professionisti e dopo c'era la Lega di C e D semi-pro. L'altra settimana io ho detto è possibile, forse non è possibile tornare al semiprofessionismo, ma però non è possibile più mantenere 100 società. Ne abbiamo parlato prima. Siamo sicuri tutti. Allora dicevo, questo lo sforzo che stiamo facendo anche tutti assieme, perché vedete anche la preparazione dei presidenti di federazione ovviamente, è proprio quello di professionalizzare sempre più i nostri dirigenti. Non è più tempo, lo dico con molta chiarezza, non è più tempo del presidente, che ne so, insomma, che dava una pacca sulla spalla, firmava e va bene, ecco, perché è così. Io ho giocato in quel tempo, quando sono andato a fare la prova con l'Udinese, hanno portato un cartellino perché ero già alto, meno panzone come adesso, molto secco, ma già alto come adesso, e mi avevano imbrogliato di 2 anni il cartellino per poter fare la prova, per dire. E questo... Che bella che l'Italia, che bella che l'Italia, dai. Così, ma questo parliamo 50 anni fa. No? Adesso tutto questo non è possibile e quindi i nostri dirigenti devono essere, tra virgolette, non professionisti, ma professionali, preparati. Ecco che allora anche questo momento tragico che stiamo vivendo, forse si sono adeguati, hanno letto, hanno sentito tanto televisione, internet, eccetera, e mi auguro che abbiano recepito questo grido, insomma, di necessità di essere professionali che tutti noi, non soltanto io, loro, tutta la mia giunta vorrebbe nella nostra regione, perché non c'è più tempo di pacche sulle spalle, bicchiere di vino e via avanti. Non è giuro che adesso vi lascio andare, ma è 1 ora e mezza con voi, ragazzi, è stata una trasmissione straordinaria. Antonio, ti stai giocando una conferma per altre future trasmissioni. Per chi tifi di calcio? Juve. No, ecco, va bene, dai. Hermes, siamo a posto. 1 sì, 2 no. 1 sì, 2 no. Non si può, dai. 1 sì, 2 no. Posso fare una battuta? Anche 2. 3 giorni fa c'era il 10° anniversario di quel maledetto triplete che una squadra ha vinto. Ecco, diciamo, mi hanno preso in giro sul WhatsApp, perché io uso solo WhatsApp, non internet, mandandomi di tutto e di più. Ma io a quei signori, che adesso non ho risposto a nessuno, ma adesso gli rispondo, gli dico, se vivono di ricordi, che vivono pur di ricordi. Nel frattempo abbiamo vinto 8 scudetti e 5 Coppe Italia, mentre loro festeggiano il decennale di quella squadra innominabile. È ultima ora, intanto che Higuain arriva. Intanto ringrazio Alfonso per il bellissimo messaggio che vi manda e che vi omaggia. Dirigenti professionali, anche grazie ai vostri interventi di queste ultime settimane. Grazie a lui che ci ha ascoltato come tanti altri. Anche oggi abbiamo avuto un sacco di messaggi. Abbiamo cercato di dare uno strumento, un aiuto ai dirigenti, ma anche agli appassionati e agli amici a casa, e speriamo di aver fatto bene il nostro dovere. Hermes, quindi sei circondato fra 2 juventini. Il calcio però riparte, possiamo dirlo finalmente? Cioè riparte la Serie A, la Triestina torna in campo, il Pordenone torna in campo, l'Udinese torna in campo. E chi lo sa? Chi lo sa, dai. Cioè qua ogni giorno ce ne nasce uno. Adesso è finita la storia della quarantena e viene fuori un'altra cosa. Per intanto ci sono gli allenamenti. Io credo che la data del 14 di giugno sia una data importante, perché comunque avremo un mese di esperienza di Bundesliga
e vediamo come è andato il campionato tedesco. Sto aspettando la federazione inglese per capire come si comporterà. Non ho capito, e credo che nessuno di noi l'abbia fatto, la federazione spagnola, che addirittura anticipa di una settimana l'inizio del campionato con una situazione sanitaria forse peggiore di quella dell'Italia, però vedremo quello che succede. Desidero però, Davide, come saluto, lanciare quello che si dice, una precisazione a proposito degli amici della carne. È per te questo, Presidente, è per te questo. Higuaín taglia l'angolo. Ecco. Un po' che fa sul Perdegoi quest'anno. Allora, dicevo che abbiamo invitato Petrucci, come voi ricordate, a una partita del campionato carnico. Allora è logico che il campionato carnico in questo momento è sospeso. E io durante la settimana ho affermato che mi piacerebbe organizzare qualcosa in Carnia, che non significa fare il campionato carnico. Mi piacerebbe mandare un segnale di fiducia e di speranza al mondo del calcio, organizzando un torneo, organizzando alcune partite, perché il campionato carnico è l'unica manifestazione federale che si svolge d'estate, quando non ci sono altri campionati in corso. È ripartire dal Friuli Venezia Giulia, che tutti quanti abbiamo detto essere una delle regioni più sportive, se non più sportiva d'Italia. Con il calcio dei dilettanti sarebbe un bel messaggio. Non sono uno sprovveduto, non sono certamente uno che azzarda, e quindi vorrei tranquillizzare tutte quelle persone che hanno scritto ma questo dove vive eccetera. Non ho detto che faremo il calcio, ho detto solo che mi piacerebbe, che è un auspicio e che farò di tutto, se ci saranno le condizioni, per poter fare, e in quell'occasione inviteremo oltre al presidente Brandolin anche il presidente Petrucci, ok? E anche Binaghi, già che ci siamo. Facciamo una grande serata. Tanto salutiamo anche Flavia Daneluti, che ci ha scritto prima, che è la tua prestigiosissima vice e che ha la carne nel cuore. Ciao Flavia, che era qui con noi anche domenica scorsa. Maledetto. Senti, sì, questo era a Torino quando si è dato 3 balini. 2. Sì, Antonio, siamo in chiusura. Oggi ho comprato di Fognini, che insomma è un po' il volto, a parte Berettini, no? E tutti i nuove leve che stanno crescendo del tennis italiano. Anche oggi la Gazzetta gli ha dedicato 2 pagine a Fabio Fognini, anche come tennis, dicevi tu prima, siete in ascesa, la Gazza, che rimane la Bibbia per noi sportivi, sta dando un sacco di spazio. Avremo mai un Fognini che nasce da qua, da queste parti? Cioè il tuo movimento, che tu adesso con orgoglio tu hai sottolineato essere in clamorosa crescita e più che mai vivo e vegeto, produrrà mai a livello nazionale un nuovo Fabio Fognini? Ma diciamo che abbiamo diversi giovani interessanti. Ecco, io credo che per arrivare a quel livello ci vogliono tutta una serie di situazioni che adesso come adesso a livello giovanile è molto difficile pronosticare. Comunque anche nella nostra regione ci sono stati buoni tennisti che sono arrivati anche abbastanza in alto. Abbiamo un under 16 Pampanin, che ha vinto i campionati italiani under 16 e quei individuali, e questo credo che sia per una regione, come ti dicevo prima, di 1.200.000 abitanti, motivo d'orgoglio. Noi ci parametriamo con regioni che hanno 4-5 volte i nostri abitanti, e quindi avere questa attività giovanile con questi ragazzi, Pampanin è solo l'ultimo di una lunga serie che insomma promettono bene, oltre che una crescita dell'attività. Penso che prima o dopo si potrà avere un ragazzo che arrivi nei primi 200-250 al mondo, insomma, che già. Ma tu giochi ancora? Io ho ripreso a giocare dopo. È inutile, Giorgio, che scuoti la testa. E ha il motorino anche là, come sulla bicicletta. No, non ho il motorino, là ho il braccio, Giorgio, che mi funziona ancora bene. Dicevi, però. Ecco, che mi funziona ancora bene. So che sei bravo. Ecco. Antonio, salutiamo Valerio Bertotto, tuo degno compagno di memorabili partite in quel grado, dato che l'hai menzionato tu prima. Ciao Valerio. Signor. Però lo batti, credo, di la verità. No, devo essere onesto che mi mette sempre in grande difficoltà. Ecco, mi mette in difficoltà per la sua atleticità e per il suo senso del gioco, che è molto spiccato, ecco.
E soprattutto, come diceva lui prima, Hermes è molto forte anche a padel. E qua rivolgo un invito a Giorgio che, alla sfida di padel, insomma, che vogliamo vederti sul campo di padel. Sì, come hai fatto all'inaugurazione lì a Grado, no? Sì, insieme a Scocimaro, ma io allora, abbiamo un'altra domanda, abbiamo un altro flash finale proprio sotto lo striscione press. Ciao a tutti, bravi dirigenti professionali, non professionisti, organizziamo corsi importanti ma gratuiti. Sono un dirigente sportivo da 25 anni, dice Andrea. I nostri corsi sono gratuiti, ovviamente. Mettiamo a disposizione per le federazioni i nostri insegnanti gratuitamente per le federazioni, paghiamo noi con i soldi che vi ho detto prima, insomma. Quindi continueremo a farli compatibilmente, dovremo fare anche un consiglio regionale a breve, dico anche ai due componenti della giunta, non so, domani mi attiverò per vedere di trovare un posto dove poterlo fare anche sostanzialmente. Ecco là un interista sulla destra. È uno di quelli che mi prende in giro. Quindi è beccato in pieno questa foto. Beccato in pieno, sì, esatto. Si chiama Tononi da Trieste, Dio l'abbia in gloria anche lui come Spadafora. Perché lui mi ha mandato sempre sto mascalzone, e mi manda sempre ricorrentemente. È famoso una gazzetta, mi pare, no? 3 gazzette mi ha messo in consiglio regionale quel giorno. Ma comunque, alla fine siamo tutti tifosi di calcio, ragazzi, però è questo alla fine. No, questo è un presidente suo del tennis, questo qua, però è tifosissimo dell'Inter, sto maledetto. Davide si riferiva ai corsi del calcio, perché lui è un dirigente del calcio, quindi riferiva a questo. Quindi Hermes, puoi aggiungere qualcosa tu? Sì, ieri abbiamo avuto una videoconferenza con la DISE, che è l'Associazione Nazionale dei Direttori Sportivi delle Società Dilettantistiche, che ha chiesto logicamente aiuto alla Lega per cercare di organizzare il maggior numero di corsi per aiutare le società nella gestione di tutte le pratiche di natura amministrativa e organizzativa non tecnica. Questi corsi erano a pagamento ed erano piuttosto cari e quindi abbiamo trovato la possibilità di avere per l'annualità 2021 la gratuità completa di questi corsi. Quindi le società indicheranno le persone che vogliono partecipare e praticamente queste parteciperanno a titolo gratuito. È una bella cosa, noi nella nostra regione ne abbiamo fatto uno a Pordenone, ci sono state 25 persone che hanno partecipato ed è una bella cosa e aiuta a crescere il nostro movimento nella famosa professionalità che ci siamo detti prima, perché in questo momento non è importante avere, e parlo del calcio, un attaccante che ti faccia 30 gol, ma sì un segretario che ci sappia tenere i conti a posto. Questo è il principio che dobbiamo in questo momento, o che dovevamo, speriamo per il futuro magari sia un po' più semplice, però tenere in considerazione. Grazie Hermes, grazie anche ad Andrea per la domanda quanto mai oculata, perché ti ha permesso anche di dare una risposta importante. Presidente Brandolin, diamo in chiusura il tuo messaggio alla nazione di domenica ore 16:42. Ricordiamo, ormai è un appuntamento fisso, poi stasera siamo di nuovo in televisione ore 20:30 sul canale 113 in replica, ma sono le 16:42 di domenica. Possiamo fare un messaggio come domenica scorsa di ottimismo? Mi sembra che i numeri ci stiano aiutando, mi sembra che la fase 2, no, post riapertura, si stia rivelando all'altezza delle nostre attese, quindi tutto volge verso il meglio. Possiamo pensare positivo, Press? No, dobbiamo pensare positivo, perché è anche umano ovviamente pensare positivo, però nel pensare positivo dobbiamo ancora ricordare che dobbiamo tutti comportarci in un certo modo. Ecco, io non vorrei fare populista qua, ma vedere scene come le abbiamo viste in questi ultimi giorni, giusto? In particolare dei nostri giovani dovrebbero capire e comprendere che sta anche a loro aiutare a salvare ed aiutare a superare questa pandemia il nostro paese. Quindi diciamo, io sono positivissimo ovviamente perché vedo che tanti sport hanno già ripreso individualmente, insomma da questo punto di vista sono molto contento, anche perché c'è una bella collaborazione con le istituzioni, con la regione. Ti anticipo, c'è una volontà di fare un mini convegno, vedremo dove, lo organizzerà l'associazione che tu certamente conosci del Benedetti, proprio
la città di Udine per cercare di... Faccio parte anche del consiglio. Fai parte anche tu del consiglio, quindi vedremo anche lì di trovare qualche soluzione, discutendo assieme e magari avere dei numeri a livello nazionale che ci permettano una mobilità maggiore, ma soprattutto quello che io mi sento di dire, penso insieme ad Antonio e anche ad Hermes, comportiamoci tutti secondo ciò che ci viene indicato di comportarci, cioè distanziamento, la mascherina, non anticipiamo cose che vorremmo fare, magari mettendo a repentaglio la nostra e l'altrui salute. Quindi facciamo ancora un po' di sacrificio, perché è sacrificio ovviamente, però pensiamo positivo, siamo forse fuori dalla situazione, dal punto peggiore, mi sembra di aver capito, di questa pandemia, sperando che anche questo, cos'è questo qua? Che non riesco a vedere, fammi vedere, tennis uguale sport sicuro. Perfetto. Ecco, questi sono i messaggi che dobbiamo dare ai nostri ragazzi e ai nostri giovani. Se possono, che facciano un po' più di sport e magari lasciano un happy hour alla settimana in meno. Grazie Presidente. Hermes, grazie. Mi dispiace che siamo tutti accerchiati da Juventini oggi, ma terremo duro, dai. Tornerà anche a giocare poi comunque. Davide, giusto per salutarvi, siccome prima del denaro ha menzionato Kennedy, ieri era praticamente l'anniversario della morte di Falcone ed è una bellissima frase, quella è tempo di andare avanti, quindi anche nel mondo dello sport utilizziamo questa frase perché veramente è tempo di andare avanti, è tempo di guardare prima a noi stessi e poi agli altri, perché se tutti noi facciamo il nostro piccolo passetto, il percorso sicuramente sarà più facile per tutti. Grazie e buona serata a tutti, ma soprattutto al mio presidente, che nonostante sia un tifoso juventino, è sempre un grande presidente. È in forma sbagliante. Antonio, grazie per essere stato con noi, complimenti a te per il tuo lavoro e viva il mondo del tennis, è stato un piacere averti con noi. Vuoi che facciamo una scommessa lì con Canciani? Vai. No, la devi buttare adesso. No, io, guarda Giorgio, a casa il nono scudetto consecutivo. Facciamo un sondaggio, così facciamo un sondaggio e chiudiamo così. Secondo te, Antonio, chi vince lo scudetto? La Juve. Sì, ma Presidente, devo dire al presidente Brandolin che lo scudetto non serve la Champions. Quest'anno è una coppa brutta da Champions, quelle orecchie grandi. Veramente. Quindi, allora, mi sembra che per De Benedictis Juve, per Brandolin direi Juventus, e tu Hermes chi dici? No, guarda, per me che lo vinca chi vuole, basta che la nostra Udinese si salvi, dico la verità. Però forse quest'anno la Juve ha più possibilità di vincere la Champions, perché ai nostri telespettatori, Giorgio, possiamo dire una cosa, no? Che negli ultimi anni, quando hai partecipato alla finale di Champions, non è andata benissimo. Vuol dire che siccome non posso andare a vedere la finale, non ti porti sfiga, questo è il concetto, capito? Non ti porti sfiga, ecco. Non mi sono mai detto di dire che con grande rispetto presidenziale, ovviamente, è preso. Tanto per chiudere, David Bertoia dice scudetto alla Lazio, e con questo io vediamo se viene in sovraimpressione. Okay. Grazie, stiamo tornando in clima campionato, mi fate impazzire. Grazie ragazzi, vi voglio sempre in forma così. Buona domenica, ci vediamo domenica prossima. Un abbraccio a tutti. Ciao.